Una coltellata sotto la scapola destra, quella che ha fatto cadere un 35enne di origini marocchine inerme e quasi privo di conoscenza, davanti alla porta del bar L'Incontro, nel piano centro di Oderzo. È uno straniero, lo si conosce anche così, sì, l'avevamo visto ancora e quindi girava qua per la piazza. Erano circa una quindicina i giovani che sono stati notati da alcuni passanti correre via dalla Piazza Grande. Giovani che sembrava scappassero, non in gruppo ma diradati, come a non voler dare troppo nell'occhio, quando, intorno alle 23, uno di loro si è accasciato a terra davanti alla porta d'ingresso del bar. Mi sono trovata questo signore a carponi in avanti sulla soglia e non si capiva se era scivolato o caduto, quindi una volta rigirato abbiamo visto che aveva sangue e di conseguenza abbiamo chiamato il 118. Secondo un testimone oculare, il ferito aveva anche 3 graffi alla faccia e del sangue che scorreva dall'orecchio. Sembrava scivolato sulla soglia, mentre invece era caduto da ferita, insomma, che poi rigirato per aiutarlo ci siamo accorti che aveva sangue e quindi tolto lo zaino, aveva la maglia piena di sangue e alzata la maglietta, quindi avevamo proceduto già prima a chiamare il 118, subito come era caduto perché aveva sangue al volto. L'uomo è stato portato all'ospedale di Treviso dove è ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Risulta già noto alle forze dell'ordine e l'umore per le vie di Oderzo dopo la vicenda non è dei migliori. Ci sono gang che girano, sì, questo è anche vero, però non mi è mai capitato, io faccio tante volte le chiusure per cui chiudiamo anche tardi e c'è sempre tanti ragazzi che girano da soli, sì. Alla sera, ora c'è, la paura c'è, perché succedono abbastanza cose un po' tristi. Tutto il giorno questi qua spasso per strada non mi vanno, insomma. Ci sentiamo sempre meno sicuri e arrivare a questo punto, persino una cittadina come Oderzo, è una cosa che proprio abbiamo oltrepassato ogni limite. C'è paura ad andare fuori di notte, ma di giorno è abbastanza sicura, tranquilla. Ma quando scende la sera è un problema,